Benvenuti, oggi è domenica 25 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 2:59 e cala alle 17:22. Oggi si celebra San Guglielmo. Il nome Guglielmo ha origine tedesca e significa uomo protetto dalla volontà. Il suo numero fortunato è il 9, il colore l'arancione, la pietra l'ametista e il metallo il ferro. Avete problemi con i capelli secchi e rovinati? L'avocado può essere la soluzione che state cercando. Basta infatti applicarlo direttamente sulla cute e sulle lunghezze dei capelli, lasciarlo agire per 20 minuti e poi rimuoverlo con acqua tiepida. La vitamina E contenuta nel frutto nutrirà i capelli e ridonerà loro lucentezza. Ma perché dovremmo spalmare un potenziale guacamole sui nostri capelli? Sono sicura che anche l'avocado preferirebbe finire su delle tortillas anziché sul nostro cuoio capelluto. Sono 80 le candeline per Vittorio Feltri, giornalista tra i più discussi, famoso per la sua spregiudicatezza. Ha guidato diverse testate nazionali, tra le quali l'Europeo, l'Indipendente e il Giornale. Nel 2000 ha fondato Libero, dove ancora oggi ricopre il ruolo di direttore editoriale. Festeggia 40 anni il cantante Tommaso Paradiso. Si è fatto conoscere al grande pubblico come il frontman della band dei Giornalisti, che ha abbandonato nel 2019 per intraprendere la carriera di solista. Ha scritto testi per Noemi, Nina Zilli, Elisa e Giusy Ferreri. Infine oggi compie 80 anni il cantautore Roberto Vecchioni. Professore liceale di lettere, inizia la carriera artistica come autore di testi e scrive canzoni per artisti quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti. Il successo come cantautore arriva con Samarcanda nel 1977. Da quel momento sono stati venduti oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album. Un'incredibile storia di coraggio e resilienza. Una famiglia ebrea olandese costretta a nascondersi dalla repressione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 25 giugno del 1947 esce l'edizione originale del Diario di Anna Frank. Questo toccante racconto, intitolato Il retrocasa, riunisce i pensieri e le esperienze di Anna Frank, una giovane di soli 16 anni, che tristemente perse la vita nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Il padre, con determinazione e amore, riesce a completare il lavoro. Nel 2009 l'UNESCO riconosce l'importanza di questo volume, inserendolo nell'elenco delle memorie del mondo. Vi sveliamo un'insolita curiosità. Sapete perché si dice cornuto? Bene, sembra che tutto sia iniziato con l'imperatore bizantino Andronico, un vero e proprio collezionista di amanti. Per far sapere a tutti delle sue conquiste aveva l'abitudine di esporre teste di cervo sul portone delle donne che aveva sedotto. Da quel momento in poi il marito di quella donna veniva chiamato cornuto da tutti. Preparatevi ad ascoltare i preziosi consigli di Marco Amato. Buona domenica ai 12, oggi la Luna ha smesso di bisticciare con Saturno, per cui tutto sembra di nuovo più calmo. Vediamo in questa domenica d'estate, la prima, cosa succede ai 12. Ariete, la giornata promette bene soprattutto se avete optato di essere fuori o di stare in compagnia del partner. È molto probabile che una telefonata vi rassicurerà su alcune condizioni di qualcuno. Toro, la giornata di oggi potrebbe essere molto stimolante se usata bene e se usata per il relax e il riposo e soprattutto con una luna che vi chiede di badare al vostro edonismo e alla vostra serenità. Gemelli, una giornata oggi che prevede un certo dinamismo e che obbliga i sogni di Nettuno a fare i conti con le vostre esigenze e la vostra realtà. Mercurio si muove progressivamente e tra poco vi abbandonerà. Cancro, il Sole continua a riscaldare i vostri gradi e l'appoggio di Giove e un trigono di Saturno rendono tutto molto più concreto, vi rendono forti e pronti anche a rinunciare a qualcosa, ma per vivere un sogno. Leone, la giornata di oggi prevede una certa tensione affettiva, un po' di confusione intorno a voi non amate, per cui cercate di ovviare circondandovi solo di persone da cui vi sentite ascoltati. Vergine,
Vergine, la Luna oggi ha finalmente smesso di fare la guerra a Saturno, quindi l'umore si attenua e forse qualche tensione che vi ha riservato l'ambito pratico o affettivo tende un po' a smorzarsi. Ora dedicatevi un po' a voi stessi e siate sereni, magari in famiglia. Bilancia, giornata particolarmente indicata per fare pace coi sogni o coi bisogni di un passato che non aderiscono più al presente, quindi nuove strategie, nuove tattiche, nuove intese, nuova vita. Scorpione, la giornata di oggi si avvale di una luna amica, per cui potreste essere avvolti dall'affetto familiare, ma anche da un amico o da un'amica che in serata vi potrebbero proporre un aperitivo molto felice. Sagittario, quadratura di luna oggi in ogni caso rimane e questa perdita un po' di smalto, dopo una settimana che era andata molto bene, potrebbe farvi semplicemente desiderare di stare al mare o a riposo. Capricorno, la luna torna amica e anche gli appoggi di Saturno e Nettuno sembrano a voi congeniali. Plutone sta gestendo tutta una serie di dinamiche per farvi accettare l'idea del fatto che potreste esservi innamorati di qualcosa di nuovo. Acquario, la giornata di oggi tende a essere una giornata abbastanza serena, forse un vostro bisogno di ordine e un po' di meccanicità riusciranno a mettere in ordine il bailam sentimentale che avete generato, essendo curiosi comunque di capire cosa nutre una certa persona per voi. Pesci, giornata decisamente molto interessante visto che la Luna ha smesso di fare a botte con Saturno ma rimane in opposizione e per questo vi si raccomanda attenzione, osservazione e soprattutto evitate di esporvi con i vostri pareri. Elena Lucrezia Cornaro, il genio di casa. Fin da piccola suo padre Giovan Battista, appartenente a una delle famiglie più importanti di Venezia, riconobbe il suo straordinario talento. Elena ha fatto la storia, diventando la prima donna al mondo a laurearsi. Ha affascinato sovrani e studiosi provenienti da ogni angolo d'Europa con la sua conoscenza. E il 25 giugno del 1678 le è stata assegnata la laurea in filosofia presso l'Università di Padova. Una donna che ha aperto la strada per le future generazioni di donne intellettuali. A word to the wise is sufficient. Letteralmente, una parola al saggio è sufficiente. In italiano diciamo comunemente a buon intenditore poche parole. Un proverbio tra i più conosciuti e utilizzati e il suo significato è piuttosto chiaro. Se una persona è intelligente non ha certo bisogno di molte spiegazioni per capire un certo concetto, anche se questo viene espresso in modo sommario e con pochi indizi. Scoprite il meglio di Sicilia Play, seguite e rivedete tutte le puntate dell'Almanacco sul nostro canale YouTube. Oggi vogliamo parlarvi di un personaggio eccentrico, Marco Agrippa Postumo. Marco era il nipote dell'imperatore Augusto e l'unico erede diretto. Tuttavia era tutto tranne che adatto a un ruolo pubblico. Il suo carattere scontroso portava a improvvisi scoppi di ira e sbalzi d'umore. Ma c'era qualcosa che faceva battere il cuore di Marco: la pesca. Si identificava addirittura con dio Nettuno. Tuttavia la seconda moglie di Augusto, Livia, riuscì a cacciarlo sull'isola di Pianosa. Il fedele schiavo di Marco, Clemente, decise di liberarlo, ma al suo arrivo Marco Agrippa era stato già ucciso. Ci salutiamo con la frase del giorno. Pensare è difficile, per questo la maggior parte della gente giudica. Non mancate all'appuntamento di domani. Buona giornata dalla vostra Naomi.